l'incubatore Knovnum, che doveva essere destinato alle imprese veneziane, è stato affidato invece a Emergency. Una bella idea secondo il Comune di Venezia, che proietta Venezia nel mondo internazionale. Sì, è una bellissima idea, peccato che tutto questo si faccia a carico, appunto, a spese delle nostre piccole imprese. Gli incubatori sono strutture attrezzate e finanziate appunto con i fondi europei per rilanciare le piccole e medie imprese innovative e quindi creare nuovo lavoro. Pare che questo progetto non sia decollato, e cioè le imprese non sono arrivate in questo incubatore e anzi costa troppo, dicono le imprese, e quindi è un luogo da evitare. Perché è fallito questo progetto? Hai fallito per la palese incapacità del comune di gestire la struttura. Il comune ci ha rimesso negli ultimi 2 anni 320.000 euro circa di spese di gestione, proprio perché gli incubatori erano vuoti. Ma gli incubatori sono vuoti perché non è stata pubblicizzata la possibilità di andarci dentro per le nuove imprese. Cioè, un'impresa può andare dentro il primo anno con 246 euro circa di affitto al mese per 50 metri quadri più l'uso di alcuni spazi comuni, quindi una cosa molto vantaggiosa, molto interessante. Il comune non ci ha fatto assolutamente alcuna pubblicità perché era interessato probabilmente ad altre cose. Comunque, per Emergency, come Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto anche una proposta alternativa. Vengano dati ad Emergency gli spazi che il comune stesso ha affidato gratuitamente, 700 metri quadri di spazi in piazza San Marco all'Aspen Institute, cioè l'associazione di politica internazionale di cui fanno parte Tremonti, Letta, Mario Monti, Fedele Confalonieri, insomma tutte persone che possono benissimo pagare una sede in comune. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale pure